Si stanno già organizzando a Cittadella i controlli di vicinato annunciati ieri dalla firma di un protocollo in prefettura. Da 6 mesi infatti nel comune dell'Alta Padovana è stata istituzionalizzata un'iniziativa nata spontaneamente dai cittadini. La città murata non è nuova ai controlli di quartiere, le ronde leghiste anni fa erano partite proprio da qui. A me comunque piace, perché io non l'ho mai vista in maniera negativa, a me piace comunque pensare che si parta da là, nel senso che le ronde a Cittadella ci sono state e hanno funzionato, sono funzionate nel senso che hanno comunque controllato parti del territorio. Questa è un'evoluzione molto più giusta, molto più adeguata, con tutte le precauzioni del caso, con tutta la formazione del caso, quindi una logica conseguenza di quello che era partito in maniera spontanea da parte dei cittadini anni fa. Per il sindaco Piero Bon, che fu anche lui tra i partecipanti alle ronde, non bisogna demonizzare quel periodo storico, anzi nel suo comune ebbero successo. Ora con i controlli di vicinato si apre una nuova fase, anche se i residenti di Cittadella in alcune zone controllano già il territorio. A breve il comune verrà suddiviso in aree, verranno posizionati i cartelli e inizierà la formazione dei residenti che parteciperanno ai controlli di vicinato. Stiamo raccogliendo tutta una serie di adesioni da parte dei singoli cittadini, poi andremo a suddividere il territorio in zone e cominceremo prima di tutto con la fissione dei cartelli e poi cominceremo col controllo vero e proprio. Prima di tutto naturalmente una formazione di chi dovrà comunque verificare il proprio territorio.